Buonasera a tutti, oggi è domenica 22 settembre e con oggi sono 122 giorni che trascorro su questa la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come avete visto in questo momento sta piovendo e io cerco di ripararmi come posso sotto questo traliccio di ferro della gru. Ehm, e sono ovviamente irremovibile nelle mie posizioni e sono pronto a continuare la mia manifestazione così estrema su questa gru finché non verrà fatto finalmente questo benedetto tavolo tecnico proposto appunto dal prefetto Valerio Valenti e dal sindaco di recente. Ovviamente io non scenderò da questa gru se su questo tavolo non sarà messo finalmente un qualcosa di serio, di concreto e definitivo per riparare al danno enorme che hanno fatto a me e alla mia impresa. È ovvio che se questo non sarà io non scenderò dalla gru perché come sapete io ogni volta che ho fatto una manifestazione estrema proprio per vedere rispettati i miei diritti e i loro impegni, ogni volta si sono impegnati a parole e ogni volta che sono sceso giù dalla gru o dalla cupola di San Pietro, appena si spegnevano i riflettori, sparivano tutti e quindi le promesse venivano disattese ed è per questo che sono stato costretto ogni volta a ripetere, no? Questa mia manifestazione di protesta, perché è ovvio che se loro pensano di continuare a prendere per il culo i cittadini in questo modo, come hanno trovato qualcosa di più difficile, no? Cioè, io non mollerò mai, questo è evidente, se mi butti giù io torno su, se mi butti giù io torno su e vedremo chi si stanca, io non mi stanco di sicuro, io vado avanti fino alla morte e questa volta è ovvio che non posso scendere sulla base di qualche promessa, di qualche pacca sulla spalla, perché ormai cioè, non sono più credibili. Quindi se veramente c'è qualcosa di serio, di concreto da parte loro, lo vedremo, lo scopriremo a breve e se no sarà stata è evidente che era la solitaria fritta, no? E le solite furberie all'italietta. Questo non deve più succedere, io sono pronto ad andare avanti nella mia manifestazione anche a costo di farmi ammazzare, non me ne frega niente, perché ormai eh, eh, il discorso è quello, cioè, quando porti via tutto a una persona e la metti nelle condizioni di non avere più niente da perdere, hai creato una mina vagante. È chiaro che poi può succedere di tutto. Se succederà qualcosa su questa gru, è chiaro che poi qualcuno dovrà prendersi delle responsabilità perché ormai l'hanno capito tutti che a far precipitare questa situazione è stato il sindaco di Trieste ed è stato anche in qualche modo responsabile anche il prefetto Valerio Valenti. Speriamo che si diano una mossa e speriamo di non arrivare alla barcolana perché già ci sono state le TV nazionali come avete visto e questa storia ormai è sotto gli occhi di milioni di persone che stanno guardando, assistendo sempre più increduli a questa vicenda che ogni giorno che passa ha toni sempre più agghiaccianti e surreali, però ogni giorno che passa anche pezzi di verità sempre di più vengono a galla e sempre più gente capisce che cosa sta succedendo. E mi auguro che questa volta veramente facciano presto e facciano soprattutto seriamente. E,
e speriamo di non dover raccontare questa cosa anche in Mondovisione, visto che appunto a breve ci sarà anche la Barcolana. Ecco, con questo augurio vi lascio e vi auguro a tutti quanti una buona domenica, anzi, buona fine domenica.